Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento lunedì, da mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Allora, abbiamo già collegato l'assessore al turismo di Venezia, Paola Mar, poi abbiamo Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, e Giampiero Ghedina, sindaco di Cortina. Eccoli là già tutti, però prima di andare loro li ringrazio, grazie della vostra disponibilità, vengo subito da voi perché prima Elisabetta Corazza il messaggio. Elisabetta Corazza, dal web qualche novità? Allora, ti faccio vedere questo breve filmato che ci è stato segnalato da un telespettatore che fa vedere Jesolo in questo momento, in particolare in via Cesare Battisti, dove commercianti e cittadini, come puoi vedere, sono scesi per la strada per manifestare, insomma, tenendosi a debita distanza e con le mascherine, indossando le mascherine. Scusami Elisabetta, di che ora è questo filmato? Un'ora fa, è stato pubblicato un'ora fa. E quindi abbiamo il sindaco collegato, ce lo spiegherà lui meglio di così. Vediamo già l'immagine di un centro di Jesolo abbastanza affollato, viste le situazioni che ovviamente non dovrebbero esserci. Ecco, perfetto, togliamo tutte le schermate. Hai altre novità, Elisabetta? No, per ora no, andiamo con i messaggi, 4 messaggi, solo 4, grazie, perché altrimenti non riusciamo a parlare con i nostri ospiti. Ma è mai possibile che non si possa aprire una toilettatura per animali quando nei locali di lavoro non possono entrare i proprietari? Esatto. Va bene anche questo, è vero anche questo. Andiamo nel prossimo. È mai possibile? Quando si potranno fare i traslochi? Ci sono persone che hanno urgenza di cambiare casa, anche questo è un altro problema, Assessore Caneco, ci sono tutti i problemi che io non riesco a risolvere, poi se lei mi dà una mano magari. Andiamo avanti. Buonasera, sono Antonio, ma quale liquidità immediata? Nessuno dice che chi percepisce una pensione anche piccola come la mia non percepisce neanche i 600 euro, vergogna. Ma sei in pensione, quindi bisognerebbe vedere caso per caso. Andiamo nell'ultimo della serie. Scusatemi, ma i lavoratori ad Abano ci sono i lavoratori che non prendono un euro da dicembre. Ad oggi non sappiamo quando arriveranno i primi assegni dell'INPS. Chi pensa a loro? Marco da Montegrotto, ovviamente anche Marco ha ragione e poi ci risponderà Boaretto. Allora andiamo dai collegamenti, inizio subito col sindaco di Jesolo perché abbiamo visto filmato proprio un attimo fa, Valerio Zoggia. Allora chiedo cosa è successo a Jesolo, sindaco? Diciamo ci sono dei commercianti, degli artigiani, delle persone che si aspettavano ieri sera che il nostro primo ministro dasse il via alla stagione con dei tempi certi, ovviamente delusi da questa partenza che non c'è ancora, hanno deciso di manifestare per protesta. Ovviamente l'amministrazione comunale, io e i miei assessori e consiglieri abbiamo preso le distanze da questa iniziativa. Sta di fatto che comunque è girato sui social ed è arrivata perfino la Digos di Padova per controllare queste persone. La notizia che ho io, perché è andata anche la nostra polizia locale, erano una cinquantina di persone che comunque hanno rispettato il metodo di distanza, sono state là ferme a protestare. E sì, siccome dalle 18 si può andare in giro, quindi non sono neanche punibili con sanzioni. Sì, però sì, nella manifestazione ci vuole che un permesso, però lei ha detto che ovviamente si è dissociato. Però la cosa è grave, sindaco, perché vuol dire che a Jesolo vedono un futuro ancora molto buio, molto nero per quanto riguarda il turismo e ovviamente conosciamo tutti l'importanza del turismo per quanto riguarda la città di Jesolo. Diciamo che la cosa è grave non solo per Jesolo ma per tutta Italia. Infatti oggi abbiamo avuto una videoconferenza tra le 20 spiagge, cioè le 20 spiagge più importanti d'Italia, quindi c'erano rappresentate tutte le regioni d'Italia, in cui in considerazione di queste novità che non arrivano, perché come si diceva prima, per attrezzare le nostre spiagge servono almeno 30 giorni e quindi ormai siamo a fine aprile, primi di maggio e non si sa, forse giugno. E quindi abbiamo deciso una cosa, prima parlava di dare a Roma eccetera, abbiamo deciso proprio una cosa abbastanza forte, abbiamo deciso di chiedere una videoconferenza urgentissima con il nostro Conte, con il primo ministro e qualora non ci dia a breve termine, una settimana al massimo, andremo a Roma e cercheremo di portarci con noi perché inviteremo tutti gli assessori regionali di tutte le regioni d'Italia, perché oggi eravamo tutti, e in più inviteremo anche i presidenti delle associazioni interessate al turismo, alberghi, commercio, eccetera.
perché evidentemente è una situazione che non ha sbocco. Però io volevo, se mi lasci ancora un secondo, volevo dare una lettura politica di perché il Premier Conte non ha ancora preso delle decisioni. Ovviamente il mio pensiero. Ieri il Premier, prima di fare la conferenza stampa che tutti noi ci ha fatto venire fuori col mal di stomaco, ha avuto una conferenza Stato-Regioni. Secondo me le regioni del sud, parlo a livello ovviamente di governatori, non vogliono aprire il turismo perché hanno paura che quelli del nord vadano al sud e quindi sono loro che in qualche modo premono affinché non ci sia ancora una data di apertura, perché vogliono aspettare e vedere come va dal punto di vista sanitario nelle regioni del nord. Quindi la lettura è una lettura politica, non tanto di volontà. Io non è che voglio difendere Conte, per carità. No, vabbè, sentiamo, Giorgio, però è una lettura politica che do io. È la sua chiave di lettura. Può onestamente sì. Intanto saluto il sindaco e gli altri sindaci collegati. Ciao. Ma in effetti è una cosa che ha senso questa che sta dicendo il sindaco, perché per esempio il presidente della Campania, da questo punto di vista, più volte ha fatto delle dichiarazioni dicendo chiuderò i confini, dopo ovviamente non lo può fare dal punto di vista costituzionale, però il pensiero effettivamente che ci sia, questo può essere una chiave di lettura effettivamente. Perché loro dicono che con i nostri turisti del sud sì, Italia... loro dicono ci teniamo i nostri qua, no? E effettivamente abbiamo paura che magari, siccome effettivamente al mare per esempio... lei vive metà anno a Rodi Garganico, la pensano così come dice Zoggia? Noi abbiamo scritto al Presidente Emiliano oggi, stamattina. Mi risulta che Emiliano voglia aprire la stagione. Cioè la preoccupazione di Emiliano, io parlo di Emiliano perché conosco... Però Emiliano è già diverso come governatore. Ho capito, però è più avanti Emiliano. Però è del sud e la Puglia è lunga 450 km. Certo. E tra l'altro la Puglia vive molto di turismo e di un turismo anche di un livello elevato, diciamo, rispetto ad altre regioni. Ha fatto in questi ultimi anni un veramente di passi gigante. Emiliano vuole aprire assolutamente Emiliano vuole aprire. Giorgia stava dicendo... diceva che secondo lui Emiliano a parole dice turismo, però di fatto non è d'accordo sull'apertura delle spiagge. Era il sindaco di Vieste. Quindi secondo me un conto è quello che si dice, un conto è quello che si fa. Certo. Noi siamo sicuri che il nostro Presidente vuole aprire le spiagge, questo lo sappiamo perché lo dice continuamente. Ecco, Giorgia, fermo lì che poi ritorno da lei perché Jesolo è molto importante, come importante Cortina. Allora vado anche dal sindaco Ghedina, il sindaco di Cortina, lì il turismo, vabbè che lì quasi tutti sono proprietari di case, quindi c'è un certo benessere. Ecco, lì a Cortina com'è la situazione? Visto che oggi Zaia tra l'altro ha detto che nelle seconde case possono iniziare a fare manutenzione, vedrà che magari il prossimo weekend già Cortina sarà piena di persone che vorranno fare manutenzione nelle proprie case. No, innanzitutto devo dire che noi siamo stati interrotti nella nostra stagione invernale con una stagione invernale spettacolare, veramente da incorniciare, perdendo poi anche le finali di Coppa del Mondo che erano l'evento clou di tutta la stagione. Detto questo, per noi la montagna normalmente siamo un po' in ritardo nella primavera-estate rispetto a quello che è il mare, quindi normalmente il periodo di maggio è un periodo di fuori stagione dove si riprogramma la stagione estiva ed è un po' quello che stiamo facendo, cioè una riprogrammazione di una stagione estiva dove raccoglieremo quello che raccoglieremo, certamente puntando più su un turismo di vicinanza, certamente un turismo veneto e soprattutto sulle seconde case che qui a Cortina sono molte perché abbiamo circa 25.000 posti letto in seconde case rispetto ai 5.000 o 4.500 degli alberghi, quindi sicuramente avremo un afflusso molto importante nell'estate di quelli che sono i proprietari di seconde case. Ci aspettiamo comunque di non partire prima della metà di giugno e certamente il problema alberghi sarà il problema principale anche per la nostra località. Ecco, Assessore Canner, è diverso il mare dalla montagna, cioè per un turista, quindi diciamo che nel dramma del turismo che abbiamo intitolato questa trasmissione, i penalizzati sono quelli del litorale veneto, chi ha il turismo in montagna, insomma qualcosina può salvare, diciamo, la stagione.
Sì, allora tutti pagano sicuramente questa situazione, però credo che il mare, assieme anche al lago di Garda e per certi versi il termale, perché per il tipo di prodotto turistico che offre, no? Il tema della sicurezza da Covid, ovviamente nelle terme bisogna affrontarlo con delicatezza, tant'è vero che adesso stiamo facendo anche dei protocolli e stiamo raccogliendo dal territorio anche iniziative richieste, però sicuramente mare e lago, anche il lago di Garda paga tantissimo. Soffriranno molto. Ma assolutamente sì, perché innanzitutto è come il mare, è fatto quasi tutto di stranieri. Sono pochi gli italiani che vanno al lago di Garda e lo stesso al mare un po' di più forse, però diciamo che il primo mare dei tedeschi è il lago, quindi il lago di Garda lo attaccherei al mare. La montagna, come dice il sindaco, innanzitutto ha la possibilità di sfruttare due stagioni, che è l'invernale e l'estiva. Quest'anno l'invernale, che era splendida, è stata in parte compromessa, per fortuna una parte invece stava andando molto bene, poi è stata interrotta e, come dice il sindaco, l'estate comincia un po' più tardi, cioè di solito, correggimi sindaco, ma di solito il pieno ce l'hanno luglio-agosto, mentre il mare comincia già con la Pentecoste, con l'arrivo dei tedeschi, certo. Partiva già il 25 aprile, cioè voglio dire, diciamo che questa è lo stesso il lago. Sentiamo il sindaco. Anni per riempire anche il periodo ovviamente di giugno con tante manifestazioni anche internazionali a cui abbiamo dovuto rinunciare, ecco. E però diciamo negli anni passati certamente prima di metà giugno non iniziava. Devo dire che comunque ritengo che la montagna effettivamente ha qualche carta in più da giocare rispetto al mare, un po' per il distanziamento, un po' certo. Perché effettivamente la montagna per la sua condizione ti porta a fare le passeggiate, le gite. In questo senso stiamo cercando di vendere una cortina sicura, una montagna sicura, dove l'aria è più buona, dove certo. l'acqua è più buona, ecco. E dove effettivamente l'ha detto c'è l'aria Brusaferro, che ti no? può aiutare in questo tipo di turismo. Sta dicendo che no, l'ha detto anche il presidente del comitato scientifico, Brusaferro si chiama, mi pare, no? Sì. Che ha fatto un assist su questo alle Dolomiti, dove ha detto esattamente ciò che sta dicendo il sindaco. Senta, camminare in alta montagna, ovviamente, anche se scusi, dico una cosa, perché l'altro giorno ho fatto un collegamento con tutti gli esponenti dei rifugi alpini, per esempio, del CAI. Poi avremo anche il CAI. No, hanno anche loro il problema, perché è vero che tu cammini in montagna, magari nel sentiero, puoi farlo anche forse senza mascherina, distanziamento sociale c'è, però quando arrivi lì poi, che devi andare a dormire, hanno anche loro il problema dell'assembramento dei posti letto. Attenzione. Senta Ghedina, per quanto riguarda gli albergatori di Cortina, sono venuti da lei lamentandosi, hanno perso turisti, com'è la situazione per quanto riguarda non le abitazioni, perché abbiamo capito ci sono 25.000 persone che hanno le case private che possono fare le ferie a Cortina, ma per quanto riguarda gli albergatori com'è la situazione? Sì, c'è assolutamente una grande preoccupazione. Comunque anche per quanto riguarda gli alberghi abbiamo una clientela al 50% formata da stranieri, molti giapponesi che ovviamente nel periodo di giugno venivano nella nostra località, quindi c'è preoccupazione. Noi abbiamo aperto un tavolo di confronto anche con loro, abbiamo spostato anche per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, ad esempio quella introitata nei primi 3 mesi dell'anno che doveva essere versata entro il 15 aprile, l'abbiamo posticipata addirittura al 2021. Stiamo cercando di andare incontro per quanto possibile. È certo che gli alberghi, in particolar modo gli alberghi più grandi, soffrono e soffriranno di più. Gli alberghi piccoli, con dei protocolli che stiamo mettendo in piedi di sanificazione, addirittura kit di cortesia con la mascherina, gel, cioè cercheremo di promuovere questa cortina sicura, forse qualcosa riusciremo a fare, qualcosa riusciremo a raccogliere. Fermi lì che ritorno da voi, perché vado dall'assessore Paolo Mara, assessore del turismo del Comune di Venezia, perché parliamo di Cortina, parliamo di Jesolo, parliamo del litorale, ma Venezia, io non so quanti soldi ha perso per quanto riguarda il turismo in questi 2 mesi e mezzo più o meno. Assessore, lì la situazione, se è drammatica, è ancora più drammatica. Buonasera a tutti, ancora più drammatica perché noi siamo fermi dalla notte dell'acqua granda, cioè dal 12 novembre, quindi noi i 6 mesi non li abbiamo aspettati proprio per niente, quindi la situazione di Venezia, e qui mi riallaccio a quello che diceva l'assessore Caner, al governo c'è gente che non capisce le situazioni perché non vive i territori. Noi, a differenza di chi è fermo da 2 mesi e mezzo, siamo fermi da 6 mesi
Quindi il nostro sindaco è stato molto, molto, molto chiaro l'altro giorno e ha detto con chiarezza che la situazione a Venezia è sostenibile, anche perché dovete ricordarvi, e questo l'abbiamo fatto come assessori ai comuni italiani e abbiamo scritto una lettera anche noi a Franceschini e abbiamo richiesto 12 mesi per imprenditori dipendenti stagionali autonomi, non dimentichiamo le guide turistiche, non dimentichiamo gli artigiani che caratterizzano una città d'arte come la nostra. Cosa sarebbe Venezia senza vetro, senza perletto, senza chi fa le forcole, taglia e pierre e quant'altro. E anche i commercianti, perché la filiera turistica a Venezia coinvolge praticamente l'80% delle persone che lavorano, quindi la difficoltà è veramente, veramente sentita e grande. E ribadisco, forse non ci si accorge che il turismo è uno dei motori immobili dell'Italia e per il momento, e credo si debba fare tesoro del passato per far capire che non si può non trattare il turismo come un'azienda, cioè è un'industria, è una produzione. Parliamo anche di eventi, non le dico, biennale, mostra del cinema di tutto quello di tutte le indotti che portano, certo. Giorgia, nel concludere le telefonate ringraziarvi, da qui in avanti avete delle idee, cioè lei cosa farà per il suo paese per cercare di rasserenare, non mi viene la parola, non mi viene, quando non ti viene neanche a pagare l'oro, vabbè, ha già capito cosa voglio dire. Ovviamente gli addetti ai lavori di Jesolo, che ovviamente vivono al 99% sul turismo, ecco, cosa potrà fare lei come sindaco per tenere calmi, per dare garanzie, per dire, beh, insomma, cioè, cosa potrà fare? Perché qui la situazione, caro Valerio Giorgia, è drammatica, mi sembra di capire da tutti voi che è drammatica e qui non ne veniamo fuori per me. Beh, sicuramente la situazione non è delle migliori. Noi, penso come tutti quanti, ci stiamo attrezzando prima di tutto per poter fare uno scampolo di questa stagione, un pezzo di stagione, ma soprattutto ci stiamo attrezzando con le associazioni di categoria per fare un rilancio per il prossimo anno, perché quest'anno raccoglieremo quello che arriverà. Ma quanti, mi scusi Giorgia, quanti salteranno per questo motivo che quest'anno salterà quasi tutto l'annata? Quanti potranno mantenere la possibilità di avere a loro disposizione i bagni, avere a disposizione gli alberghi, avere a disposizione i locali? Oppure ho visto molti cartelli anche in certe località turistiche, vendesi albergo, vendesi ristorante, è così anche a Jesolo? No, da noi gli alberghi per fortuna non sono ancora in vendita perché comunque c'è una speranza di farli almeno a luglio, agosto e un po' di settembre. Però volevo tirare fuori un problema abbastanza attuale sulle spiagge, perché dal momento che sarà possibile, quindi attrezzeremo la spiaggia, io mi aspetto a Jesolo, ma su tutte le spiagge, sicuramente un'invasione di pendolari, perché la gente dopo qualche mese che è chiusa in casa, soprattutto che vive nelle città, avrà bisogno e voglia di andare ovviamente a prendere il sole, aria, bagni, eccetera. E quindi siamo preoccupati perché se dobbiamo mantenere le distanze sociali anche in spiaggia, prima o dopo ci verrà detto quanto spazio dobbiamo essere uno dall'altro, ovviamente siamo preoccupati perché arriveranno migliaia e migliaia di persone, soprattutto nel weekend. Ci vogliono molte polizie urbane per trafficare? No, ci stiamo attrezzando per accogliere nella nostra spiaggia solo persone che prenotano per tempo il posto spiaggia fino ad esaurimento ovviamente, perché altrimenti è ingestibile l'arrivo di persone che ci sarà sicuramente appena saremo tutti liberi, e quindi ci stiamo organizzando e direi che è una decisione che tutte le associazioni di categoria, tutte, forse per la prima volta nella nostra località, siamo tutti d'accordo, quindi ci stiamo attrezzando. Già domani abbiamo una seconda riunione per vedere come fare con un'app, con il sito, cioè degli esperti ci daranno indicazioni, perché noi vogliamo comunque ricevere la gente, però bisogna riceverli in sicurezza ovviamente dal punto di vista sanitario, quindi ci stiamo attrezzando. Assolutamente, complimenti, perché è già un modo di organizzare questi 2 mesi. Io vorrei fare una domanda ai sindaci. No, finisco il giro, poi vi faccio fare le domande. No, ma prima che vadano via i sindaci. Non vanno via, non si preoccupi Boaretto, rimangono qui. Poi rimangono qui con noi. Poi invece Ghedina, invece sindaco di Cortina, lei queste problematiche che a Giorgia non le ha.
Ma diciamo che noi non abbiamo proprio il turismo pendolare o giornaliero della domenica, quindi prenderemo per ordine. Abbiamo anche una strada, fortunatamente in questo caso un po' meno accessibile, non avendo l'autostrada fino a Cortina, quindi quello è un limite che un po' screma effettivamente chi vuole venire a passare la giornata la domenica nel nostro territorio. Tutto questo devo dire che la stagione partirà, come dicevo, verso metà giugno e quindi a quell'ora ci organizzeremo. Non abbiamo certamente quei flussi così intensi come può avere il mare, li abbiamo o li avremo probabilmente su agosto, però diciamo in minima parte rispetto a quanto accade al mare. Ecco, senta, d'inverno, Sindaco, le faccio una domanda che può essere banale, però succede. Nelle zone di montagna, per chi va a sciare, ci sono molte code, quindi assembramento di persone agli ski lift, alle seggiovie, alle funivie. D'estate questo un po' meno, ma cercherete di regolamentare anche lì l'afflusso per quanto riguarda funivie, seggiovie e tant'altro? Beh, insomma, adesso per la stagione invernale probabilmente è un po' presto per pensarci. No, parlo e devo di dire quella anche estiva. che noi ovviamente stiamo lavorando molto per la stagione ovviamente invernale 2020-2021, dove peraltro il prossimo anno avremo anche i mondiali di sci a febbraio. Contiamo che quello sia un po' l'evento clou della riscossa, della ripresa. Effettivamente dopo una grande crisi che ci sarà in questa estate, contiamo sull'effetto rimbalzo poi per l'inverno del prossimo anno e effettivamente con l'evento dei mondiali che possa essere l'evento della ripresa, riportando ovviamente anche la clientela straniera sulla quale, diciamo, per quanto riguarda l'estate abbiamo rinunciato. Facciamo una promozione, un'attività per quanto riguarda appunto il turismo di prossimità veneto, poi si arriva anche quello italiano, perché comunque noi abbiamo anche sicuramente molti meridionali e molti romani che hanno anche qui la casa e che vengono, quindi su quello sicuramente su agosto vediamo cosa succede. Ghedina, essendo Cortina una perla delle Dolomiti riconosciuta dall'UNESCO da tutto il mondo, è anche facilitata perché è frequentata da persone che hanno una certa possibilità economica, secondo lei, e quindi potrà avere meno problemi di altre località turistiche montane? Ma direi di no, nel senso che qui effettivamente noi comunque offriamo delle vacanze a 360 gradi, cioè abbiamo i campeggi, perché abbiamo 4 campeggi, abbiamo gli alberghi a 1 stella, abbiamo ovviamente anche i 5 stelle superior, quindi ognuno si ritaglia un po' il turismo che vuole. In particolar modo sulla stagione estiva abbiamo anche un turismo legato molto, come effettivamente Cortina e le Dolomiti come patrimonio dell'UNESCO, molte persone straniere che vengono qui, che vanno nei rifugi, che fanno attività all'aperto, molti giovani stranieri, e quindi abbiamo anche quel tipo di turismo lì. Effettivamente il turismo straniero mancherà, sui rifugi c'è e ci sarà un po' il problema della promiscuità, come c'è il problema probabilmente all'interno dei campeggi. Dall'altra parte, ripeto, per l'estate io penso che appunto sugli appartamenti sicuramente saranno i flussi sicuri che arriveranno e più facilmente gestibili. Garanzia. Poi retto le domande che voleva fare gli ospiti, poi li saluto, li concedo. Prego. Sì, mi fa piacere, vi saluto tutti e visto che rappresento la categoria degli albergatori, la domanda è abbastanza semplice. Considerato che il nostro governo a tutt'oggi praticamente ha destinato 0 euro per il settore del turismo, per il comparto del turismo che va dagli alberghi alle agenzie di viaggio eccetera, e che avere soldi dal nostro governo e dall'Italia sembra una missione impossibile perché effettivamente siamo strapieni di debiti eccetera. Io chiedo, considerato che gli alberghi non hanno usufruito di molti dei servizi che le municipalità danno normalmente, mi riferisco alla Tasi, mi riferisco alla Tari, mi riferisco all'imposta sulla pubblicità, mi riferisco ad altre. Voi come pensate di aiutare le imprese dal punto di vista della municipalità, del municipio, dei vostri comuni, dato che oggi effettivamente non abbiamo usufruito di questi servizi, non abbiamo ricavi e abbiamo solamente dei costi? Risposta a tutti e tre, iniziamo da Zoggia, poi Cortina e poi Venezia. Bene, diciamo che è proprio una risposta che avrei preferito che ci fosse stato presente anche Marco Micheli, visto che proprio pochi giorni fa ha fatto un articolo chiedendo un aiuto ai comuni. Diciamo i comuni sicuramente ci sono, aiuteranno gli imprenditori, però io faccio
rigiro la domanda a chi ci ha fatto questa richiesta. Allora, i comuni, l'IMU, è stato detto, la parte che resta il comune, che sono circa il 50%, dovremo rinunciare, va bene? La cosa, perché la tassa sull'occupazione degli spazi pubblici dovremo abbonarla alle nostre attività. Idem la tassa di pubblicità. La tassa di soggiorno ci viene chiesto di non applicarla quest'anno, come sarebbe anche giusto, visto che tra l'altro non si sa nemmeno se la incasseremo, perché se non ci sono turisti non c'è neanche la tassa di soggiorno, quindi vuol dire che i sindaci hanno l'obbligo del pareggio di bilancio. Quindi se non abbiamo queste entrate da noi non entra nulla. Come facciamo a pagare i nostri dipendenti, la polizia locale, la manutenzione del verde, delle strade, i servizi sociali, eccetera, eccetera, eccetera? Se ce lo dite voi... È un problema che ovviamente accomuna tutti i sindaci italiani, e qui Zoggia credo che abbiano non incassano un euro e devono pagare ovviamente. Andiamo da Ghedina invece. Ghedina, lì com'è la situazione economica del comune di Cortina? Beh, in prospettiva ovviamente anche noi avremo un ammanco nelle nostre casse comunali date da mancanza di introiti da parte dei parcheggi piuttosto che dell'imposta di soggiorno, che ovviamente quest'anno mancherà per buona parte, visto che gli alberghi in particolar modo bisogna vedere che tipo di turismo riescono a fare. Ripeto, comunque l'imposta di soggiorno è neutra, per cui da quel punto di vista agli albergatori non costa nulla. Sulla occupazione di suolo pubblico, ad esempio, abbiamo già detto che daremo gratuitamente a tutti gli esercenti la possibilità di mettere nei propri plateatici gratuitamente per tutto il periodo estivo. Interverremo sull'imposta di pubblicità. Per quanto riguarda l'IMU, anche lì devo dire l'IMU per quanto riguarda la categoria D degli alberghi va direttamente allo Stato. Noi non applichiamo il plus che è consentito, quindi in realtà poco o nulla possiamo fare. Dall'altra parte abbiamo aperto un tavolo di confronto, anche sulla Tari noi cercheremo di dare un contributo in qualche modo, perché comunque anche quella è una tariffa che deve coprire al 100% il costo del servizio, quindi anche lì non è che abbiamo tante possibilità. Stiamo cercando comunque di lavorare e collaborare insieme agli albergatori per trovare delle soluzioni che attraversino questo periodo in una situazione in cui il comune partecipa. Dall'altra parte ovviamente le grandi manovre possono essere fatte solamente allo Stato centrale. Dall'altra parte ricordo che ad esempio noi siamo il comune nel Veneto che versa il maggior costo per quanto riguarda il fondo cosiddetto di solidarietà. Noi versiamo circa 10 milioni di euro all'anno per il fondo di solidarietà verso altri comuni, così come anche sull'IMU noi versiamo altrettante risorse. Basterebbe che quelle potessimo trattenerle, che già saremmo a cavallo. Avete un po' di respiro. Invece da parte nostra, ripeto, a livello locale stiamo facendo quello che possiamo con la sensibilità del caso. Paola Mari, invece assessore al Comune e al Turismo Comune di Venezia, alla richiesta di Boaretto, che ovviamente è presidente degli albergatori. Sì, l'ho sentito. Sì, l'ho sentito. Allora, chiaramente noi ragioniamo di grandi numeri, parliamo di tassa di soggiorno che supera i 30 milioni di euro. Okay? Quindi siccome abbiamo provveduto a risanare il bilancio, abbiamo fatto per il momento da manca agli imprenditori e facciamo sì di rimandare tutte le tassazioni per poi valutarle nel momento corretto. Abbiamo rimandato tutto a novembre, la tassa di occupazione suolo pubblico, la tassa di soggiorno, la Tari, cioè stiamo cercando di dare una mano per mantenere la liquidità nelle casse degli imprenditori. Stiamo lavorando col sindaco Zoggia come città metropolitana per far presente che anche i sindaci di tutti i capoluoghi di provincia della regione Veneto, per far presente che i comuni sono stati lasciati soli dallo Stato, perché noi non incassiamo, a parte queste cose, ma siamo delle persone, delle amministrazioni che vivono quando lo Stato ci manda il denaro. Vi faccio un ragionamento per rispondere alla signora che aveva chiamato rapidamente, prima perché ho la pubblicità. Prego? Rapidamente, perché ho la pubblicità, assessore, per questo motivo.
sì, però direi che per la par condicio forse le donne qua sono trattate un po' maluccio, No, se vuole manda la pubblicità, io dopo finisco. Vada tranquillo. Assessore, le chiedo scusa perché poi prima di chiudere, no, volevo fare, no, me la faccia pure, mi risponda pure, le faccio anche un'altra domanda, termini pure il concetto, e l'altra domanda è: quando vedremo Venezia con un po' di turisti, dopo il 4 di maggio, oppure bisognerà attendere che aprano i ristoranti e i bar? Termini pure la domanda, non c'è problema, Assessore, prego. Io rispondevo a un suo spettatore, prego, Burano, la domanda su Burano. Risponda pure. Esatto, su Burano e Burano, quindi stavo dicendo che noi abbiamo dei trasferimenti regionali che coprono 360.000 ore, ne diamo ai cittadini prima 540.000 ore di trasporti pubblici, e voi sapete che noi abbiamo anche da collegare le isole, quindi Burano, Murano, Torcello e quant'altro, e in questo momento stiamo facendo dei grossissimi sforzi per tenere in piedi quella che è il trasporto di prossimità che è necessario in una città. Venezia, il Comune di Venezia ha la terraferma, la città storica e le isole, quindi non le posso dire le difficoltà che sta passando la nostra amministrazione, ma noi abbiamo un sindaco che ne botta e fa un po' da coordinatore per portare al governo il concetto che forse è meglio lasciare ai sindaci e alle regioni la possibilità di amministrare meglio i territori, perché li conoscono, e Venezia secondo me non l'ha capita nessuno, scusatemi. Ecco, Assessore, la domanda che le ho fatto in conclusione è: quando spera di rivedere Venezia? Ah sì, guardi, sinceramente io spero presto, perché questa è una ferita, è meravigliosamente inquietante in questo momento, cioè è una città sospesa ed è passata da 100 a 0, pensi che l'avevamo infrastrutturata per contare le persone in arrivo. Però questa infrastrutturazione molto probabilmente ci permetterà anche di ripartire, e anche con una serie di eventi che vorremmo fare non appena abbiamo il via libera, e chiediamo procedure certe per la sanificazione e tempi certi per riaprire. È chiaro che se i ristoranti aprono il primo giugno, probabilmente se la gente vorrà venire a Venezia verrà senza avere riscontro nei ristoranti, però la città ha bisogno veramente di ripartire, perché è dal 12 novembre che si è tirata su e adesso siamo ripiombati giù, però noi siamo come la Fenice e sicuramente risorgeremo. Ripartirete. Grazie Assessore Paolo Amar, grazie Sindaco Valeria Zoggia, Sindaco di Jesolo, grazie Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, grazie a tutti e tre, e scusatemi se non ho fatto la par condicio per tutti in maniera corretta, perdonatemi per una volta, però avremo tempo e modo per riparare se ho commesso un errore. Grazie davvero, andiamo in pubblicità.